Oggi è domenica, è il mio compleanno, sono stanca, ma stanca, stanca, stanca. Quella stanchezza da tipo mi dici una cosa sbagliata, io scoppio totalmente, sono veramente stanchissima. Sono tutta rossa, non so il perché. Sono con la giacca e la sciarpa in bagno e ho questo qui acceso. Io sto congelando, ma è la stanchezza. E oggi è stato un gran casino al lavoro. Io vi giuro, non sono più adatta a fare un lavoro del genere per così tante ore. Non ce la faccio più. Domani avremo 33 partenze con arrivo e le camere sono 84. Io vi dico solo questo, siamo in 4. Ecco, io una disorganizzazione del genere non l'ho mai vista. Adesso mi faccio una bella doccia calda e stasera siamo a cena perché mia mamma mi prepara la cena e la torta, quindi magari vi riprendo la torta, vi faccio vedere qualcosa e cos'altro. Basta, sono proprio stanca, stanca, stanca. Io ho detto oggi me ne vado alle 4:30, basta, non ce la fa. Ieri ho finito alle 5:30, ma oggi ho detto alle 4:30 io me ne vado. È anche il mio compleanno, non sto di più perché comunque ho la cena. Quindi, vabbè. Ecco, niente, quindi le ho lasciate lì da sole, non so a che punto erano arrivate a pulire. So che c'è stato veramente un caos oggi. Essendo primo dell'anno, la gente è uscita tutta tardissimo dalle stanze e anche le partenze sono partiti tardi. L'unica consolazione è pensare che tutto questo grande caos finirà poi con lunedì 9, è il 9 lunedì, mi ricordo, insomma quando rinizieranno le scuole, ecco. Vabbè, dai, mi faccio sentire prossimamente. Buongiorno, oggi è mercoledì. Ho freddo, adesso devo vestirmi perché è quasi ora di andare e ho la mano praticamente distrutta, ho tutto infiammato rosso qui. Ci sono tutti i tagli dal freddo e dall'acqua perché non uso i guanti. Perché se uso i guanti mi viene tutta l'irritazione solita che avevo qua una volta, che mi viene carne viva praticamente. Però mi sa che da oggi dovrò iniziare a usarli perché ho le mani distrutte. Quindi spero vivamente dalla prossima settimana di fare 4 ore perché sono proprio stanca fisicamente. Allora, cosa è successo? Allora, ieri non è andata male la giornata, ci sono state relativamente poche partenze e qualche arrivo, sì. L'altro ieri è stata una giornata di fuoco, tant'è che avevo pensato di nuovo di fare questa settimana e lasciare il lavoro. E invece no, no, non ha senso effettivamente, perché questo è il periodo peggiore, poi dopo è normale, c'è il via vai normale. Però è stata veramente una giornata. Oh, no, io sono arrivata alla sera e non ne potevo più, ho fatto fino alle 5:30. Beh, non ne potevo più. Forse il casino arriverà per venerdì, che è l'Epifania, venerdì, sabato e domenica, e poi dovrebbe essere molto più tranquilla la situazione. E basta, non ho altro da aggiornarvi. Adesso qui c'è buio totale, sapete. Ecco, faccio il letto intanto e poi mi vesto in tipo 5 minuti. Che freddino. È freddo e c'è aria. Ieri c'era un po' di vento, oggi c'è aria. Ancora la neve non c'è, che bello. Fare le feste e con la neve è la cosa peggiore perché nessuno sa muoversi. Invece se nevica dopo le feste è meglio, insomma, perché c'è anche meno gente che viene in vacanza. Eh, e quindi c'è meno lavoro. Mamma mia. Va bene, dai, sono contenta però, insomma, perché già la prossima settimana ho la paga. Sì. Voglio vedere quant'è la paga, sinceramente.
Sto aspettando a vedere quella, perché se abbiamo fatto così tante ore e la paga è bassa, mi sparo un colpo, perché fare così tante ore e lavorare così per pochi soldi non è... Infatti, sono ancora più rosa le nuvole adesso, perché sta sorgendo il sole. Che belle. Belle. Ditemi come sono i video, a parte la risoluzione quando è buio, però quando vi faccio vedere magari le immagini dei paesaggi, cioè raramente, ditemi come sono come risulta il video. Poi vado. Ciao ciao. Buonasera, oggi è venerdì, sì, ho passato indenne il venerdì dell'Epifania. Purtroppo è da ieri che soffro di nevralgia, ho male tutto qui, ieri sera avevo male anche all'orecchio. Ho male alla lingua, alla gola e tutta questa parte qui ho male praticamente. E adesso ho preso l'occhio da qualche minuto, sta già iniziando a fare effetto, quindi non ho più tanto dolore. Prima non riuscivo neanche a aprire la bocca, è proprio il nervo perché quando apro la bocca mi fa proprio male qua dentro. E cos'altro? È passata anche questa giornata. Ancora 2 giorni di grande lavoro di 8 ore al giorno e poi inizierò a fare le 4 ore, è quasi ufficiale, e anche il riposo settimanale. E basta, adesso è ora di fare la cena. Avevo il berretto per cui i capelli sono tutti schiacciati. C'è un vento freddissimo, è freddo freddo di fuori, veramente. Stamattina mi si è ghiacciata la faccia. Appena ho messo la faccia fuori dalla porta mi si è ghiacciata e le mani sono messe abbastanza male, cioè sono meglio dei giorni scorsi, però insomma non sono proprio al massimo, non sono di certo delle mani da modella proprio per niente. E adesso riesco anche a parlare perché prima non riuscivo neanche a parlare. Sì, non c'entra con le mani, ma insomma perché mi vedete parlare e vedete che riesco a muovere abbastanza la bocca, prima non riuscivo, per cui ho dovuto prendere l'occhio per forza. E poi cosa volevo dirvi? Quindi queste 2 settimane di duro lavoro sono quasi passate e diciamo che tra una discussione e l'altra insomma sono andate. E basta, io vorrei farvi dei vlog più di contenuto, ma proprio non ci riesco, non mi viene neanche in mente di filmare ad esempio che cosa mangio in mensa, non mi viene proprio perché ho il pensiero del lavoro e quindi non lo so, non rientra nelle mie cose da fare quotidiane in questo momento, però mi sarebbe piaciuto ecco riprendervi anche quei momenti magari, però non lo faccio perché per diversi motivi, insomma, non so neanche se posso, quindi evito. E basta, devo fare una doccia, non vedo l'ora di mettermi il pigiama, così sono tranquilla dopo. Questo è l'aggiornamento del venerdì, quindi domani ci sentiamo di nuovo, così chiudo il weekly e ve lo carico per domenica, cioè adesso che state guardando il video, e basta. Non vedo l'ora di finire questi 2 giorni, ecco. Sono proprio stufa, ecco, sia stanca che stufa, perché è stato veramente caotico. Ve l'ho già detto 1000 volte, ma non ero più abituata a un lavoro così. C'è da specificare una cosa, non ero proprio più abituata a lavorare e quindi mi avete vista molto giù, molto stanca proprio per quello. Sono successe diverse cose per cui che non posso raccontarvi, non ve le sto a raccontare perché non ve ne frega niente e non posso soprattutto perché sono affari interni dell'hotel quindi non posso. Ma niente, io vi saluto, vado a scaldarmi un attimo di là e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno, oggi ho male, non ne posso più, ho male fino a qua, non lo so. Da qui poi prende la mandibola e la lingua e a deglutire mi fa male, per cui deve essere un nervo, penso, perché se no non saprei cosa. Forse è dente del giudizio, ma è già uscito. No, questo telefono non sta fermo qua. Oh, che problema. Adesso prendo l'occhi perché non riesco neanche a mangiare così.
e ho proprio male in fondo alla gola, la lingua, la parte finale della lingua. Ma no, io spero non vi venga anche a voi questa cosa perché fa malissimo. E adesso c'è Peppe che gioca con la calza della Befana perché mia nonna mi ha dato la calza. Mamma mia, non avete idea di che male sto e non posso neanche fare colazione perché non riesco a mangiare. Cioè non ho male ai denti, ho proprio male in fondo a deglutire, tipo quando viene la tonsillite, ma non è tonsillite. E mi fa male l'orecchio anche. E ho letto in internet che potrebbe essere proprio un nervo che dà questi problemi. Do la pappa anche ai gatti, poverini. Qua in casa è freddissimo, 9 gradi. E di fuori non lo so. Penso ancora più freddo. Di fuori saranno tipo meno 15, non lo so quanti gradi siano. Però fa freddo. Infatti non ho aperto le finestre. E basta, io questo weekly lo concludo così. Se ho altri aggiornamenti magari scrivo sulla pagina Facebook, non lo so, da qualche parte, però per il momento lo chiudo. Non sto niente bene, potrebbe essere stato anche lo stress a farmi così, non lo so. Comunque non sto bene, quindi io chiudo il vlog. Spero di avervi tenuto compagnia con le mie chiacchiere e ci sentiamo ci vediamo in un altro video. Non preoccupatevi per me, se c'è qualcosa ve lo dico, però basta, non riesco a vloggare, ho male, non lo so. Vabbè, vado, ci vediamo. Ciao a tutti, grazie.